Avvenga di me secondo la tua parola. Le parole di Maria sono tornate a risuonare nella Casa Santa, dove Papa Francesco ha celebrato la messa. È il primo pontefice a farlo da 162 anni ad oggi. L'ultimo fu Pio IX nel 1957. Fuori nel santuario lo accompagnano molti malati che il Papa saluterà. All'esterno della basilica circa 10.000 persone. Sempre nella Santa Casa, sull'altare dinanzi all'immagine della Madonna Nera, il Papa ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale in forma di lettera ai giovani, a suggello del Sinodo che si è tenuto in Vaticano nell'ottobre scorso. Un evento storico, come è stato definito da molti, ma anche una conferma del legame fra i giovani e il santuario mariano di Loreto. Dopo la firma dell'esortazione ha suggellato questo intenso momento donando alla Madonna una rosa d'oro che ha posto sull'altare della Santa Casa. All'esterno del santuario di Loreto Francesco ha parlato ai giovani, esortandoli a percorrere il cammino della pace e della fraternità, alle famiglie, considerate santuari dell'amore, e ai malati, rassicurandoli che la Vergine porta a tutti la misericordia del Signore. Poi ha citato il titolo dell'esortazione post-sinodale, Christus vivit, Cristo vive. È sempre Dio che prende l'iniziativa di chiamare la sua sequela. È Dio che prende l'iniziativa. Lui va primo sempre. Lui va primo, Lui fa strada nella nostra vita. Occorre essere pronti e disponibili a ascoltare ed accogliere la voce di Dio che non si riconosce nel frastuono e nell'agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo a un livello più profondo, dove agiscono le forze morali e spirituali. È lì che Maria invita i giovani a scendere e a sintonizzarsi con l'azione di Dio.